Eder. Mech. Pallister. Il corpo trovato nel dirupo sotto la strada napoleonica è quello di Donatella Malisa, 43 anni. La conferma è arrivata nella serata di ieri dalla questura di Trieste dopo il recupero in una zona che, detta in modo semplice, è un incubo logistico. Rocce, vegetazione fitta, terreno scosceso e sotto un salto di parecchi metri. Il punto è sul famoso versante di Monte Grisa. Il ritrovamento non nasce da una pista ma da un caso concreto. Attorno all'ora di pranzo un escursionista che stava arrampicandosi sul costone nota il corpo e dà l'allarme. Da lì parte il dispiegamento: vigili del fuoco, soccorso alpino, sanitari del 118, pattuglia e polizia scientifica. Le operazioni, per capirci, non sono arriviamo e portiamo via, iniziano nel primo pomeriggio e si chiudono verso le 17:30 perché la priorità è recuperare la salma senza far male a chi sta lavorando sul ciglio e nel dirupo. Sul fronte investigativo la Procura della Repubblica di Trieste apre un fascicolo e dispone gli accertamenti tipici, autopsia e tossicologico. Qui c'è il punto che spesso genera confusione: autopsia e tossicologico non significano automaticamente che ci sia dietro un sospetto di omicidio. Significano: serve fissare causa e dinamica della morte in modo scientifico anche quando l'ipotesi prevalente è il gesto estremo, come del resto a Trieste capita spesso. E infatti ad oggi la linea ufficiale riportata è questa: non sarebbe stato rilevato nulla di anomalo e non ci sono elementi che facciano pensare a un'azione violenta di terzi. Tradotto nel burocratese, non risultano segni o indizi che sul posto a prima vista puntino a una colluttazione o a un'aggressione. Per questo l'ipotesi indicata è quella del suicidio. Sul piano tecnico-criminologico la prudenza non è un vezzo. In caso di caduta in scarpata con corpo compromesso dai traumi e dall'esposizione, l'autopsia serve a rispondere a domande che contano davvero. I traumi sono tutti compatibili con una caduta dall'alto e con l'impatto su rocce e vegetazione? Ci sono lesioni non coerenti con il precipizio, ad esempio fatte prima della caduta? Il decesso a quando risale con maggiore precisione? E la tossicologia può chiarire se ci siano stati fattori che hanno alterato lucidità e coordinazione? Sono verifiche che blindano la ricostruzione qualunque essa sia. Torniamo alla vittima. La storia parte qualche giorno prima. Donatella Malisa risultava scomparsa da Trieste dal 20 gennaio. Denuncia presentata dal marito, descrizione e abbigliamento diffusi e ricerche coordinate dalla prefettura su scala regionale. C'è anche un dato utile, perché è uno di quei dettagli che in genere non escono a caso. L'ultimo segnale del telefono sarebbe stato agganciato a grado il 21 gennaio. Nell'appello si parlava di possibili difficoltà e di fragilità personale, con precedenti allontanamenti. L'associazione Penelope del Friuli Venezia Giulia aveva rilanciato l'appello, arrivato anche su Chi l'ha visto. Il ritrovamento chiude quindi la fase delle ricerche e apre quella degli accertamenti definitivi. Se un domani dovesse emergere una svolta da omicidio, non arriverebbe per magia, ma per un fatto concreto e verbalizzato: referto autoptico incompatibile con il precipizio, segni certi di intervento di terzi, riqualificazione del fascicolo, indagati o misure cautelari. Ma ad oggi questo non c'è. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.